presenza e che ha sempre sostenuto questo progetto. Sua Eminenza Reverendissima, il Segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin, Signor Presidente del Senato, grazie ancora una volta per essere sempre stato presente nella nostra iniziativa. Un grazie al Presidente del Consiglio che ha dovuto lasciarci per impegni istituzionali, illustri signori ministri tutti, membri delle istituzioni centrali, locali, autorità religiose, militari, civili, rappresentanti di tutte le associazioni sindacali, a voi e ai 5.000 amici sindaci dei piccoli centri del nostro Paese rivolgo il mio ringraziamento a nome di tutti i colleghi di Poste Italiane. Visto che l'agenda si è un po' protratta, mi limiterò veramente a una riflessione e non seguirò il discorso che mi hanno preparato per il protocollo. Fondamentalmente Poste è un'azienda di mercato, un'azienda che deve stare sul mercato e che ha saputo in questi anni trasformarsi. Ha interpretato l'evoluzione del mondo che ci circonda e ci siamo immaginati nuovi business che abbiamo dovuto mettere in campo per contrastare le nostre attività storiche che ovviamente storicamente sono in difficoltà. Abbiamo dovuto ampliare il nostro perimetro quindi per intercettare in anticipo le esigenze dei clienti che ripongono tanta fiducia in Poste Italiane, questo è molto importante per noi. E anche un'azienda che è profondamente consapevole del ruolo che svolge nel sistema paese. Siamo quindi capaci di coniugare, e di questo siamo molto orgogliosi, è il nostro tratto distintivo, di coniugare gli obiettivi di business con una funzione sociale imprescindibile nei territori e nelle comunità. E non torno su Polis, perché questo è il tratto che oggi abbiamo illustrato e che, ripeto, ci fa orgogliosamente essere forse speciali. Vorrei soltanto dare alcuni, e vado a chiudere, numeri importanti degli ultimi 5 anni che dimostrano la nostra crescita. L'azienda negli ultimi 5 anni è passata da 10,5 miliardi di euro di ricavi a 11,6. Gli investimenti annui sono passati da 450 milioni a 800 milioni l'anno e il margine operativo, quindi quello che manteniamo per fare gli investimenti e per i nostri azionisti, in primis lo Stato e quelli privati, è più che raddoppiato da 1,1 miliardi a 2,3 miliardi. E questo l'abbiamo fatto attraverso attività in tutti i nostri settori principali, storici, dal risparmio postale. Ricordavamo col Ministro Giorgetti che siamo il principale canale di provvista dello Stato con 340 miliardi di euro di risparmi di 27 milioni di italiani insieme a Cassa Depositi e Prestiti. Lo abbiamo fatto nella telefonia, nei pagamenti, nei servizi assicurativi e tra breve, in una naturale evoluzione della diversificazione delle nostre attività che vanno sempre incontro alle esigenze dei nostri clienti, entreremo anche nel mercato dell'energia. Quindi offriremo per le famiglie contratti luce e contratti gas, ovviamente anche negli uffici Polis. E lo abbiamo fatto attraverso la rete più capillare del Paese, 13.000 uffici. Tutti voi sapete che prendemmo qualche anno fa un impegno di non chiudere uffici, nemmeno uffici postali, nemmeno nei comuni più piccoli. Abbiamo mantenuto questo impegno, abbiamo fatto la più grande
operazioni di acquisizione della storia di Poste attraverso i punti di contatto LIS, che sono 54.000. Oggi ogni italiano in 3 minuti massimi è in grado di avere un servizio da parte di Poste Italiane fisico. L'abbiamo fatto anche, e vado a chiudere, potenziando moltissimo le nostre competenze e i servizi digitali imprescindibili, perché stiamo vivendo chiaramente una rivoluzione che è una grande opportunità per Poste. Tutti ricorderete quanto ha fatto la nostra azienda durante la pandemia, offrendo a tutte le regioni la possibilità di utilizzare le nostre procedure, i nostri sistemi di prenotazione per i vaccini, e vi lascio un numero che credo sia molto significativo. Ogni giorno sui canali digitali Poste entra in contatto 20 milioni di volte con gli italiani, quindi ogni giorno abbiamo interazioni, quindi vi potete immaginare la macchina operativa che deve garantire in sicurezza questi servizi. Non dimenticandoci il ruolo di Poste per il sistema Italia, che tutti gli interventi precedenti hanno evidenziato, e tutto ciò quindi spiega la nostra sensibilità per il sistema, e da questo tipo di approccio, da questo tipo di riflessione nasce Polis. Grazie.